Sempre più liberi, con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Qualche giorno fa ho iniziato a costruire una pistola calibro 22. Mi ci è voluto parecchio tempo, 1 anno e mezzo, e questo ha bloccato altri progetti che stavo portando avanti. La pistola funziona bene, è equipaggiata con una sorta di silenziatore improvvisato che non va proprio come avrei voluto, ma comunque riduce il rumore di 1/3. L'ho costruita usando materiali di scarto, alcuni pezzi di metallo che ho preso da vecchie auto abbandonate qui in giro. Mi è venuta bene e sono abbastanza soddisfatto. Voglio usarla per compiere omicidi. Buongiorno a tutti. Oggi qui a Giallo Radio Club cerchiamo di entrare nella mente di uno dei serial killer più incredibili della storia dell'umanità, Ted Kaczynski, il cosiddetto una bomber statunitense, il più ricercato d'America. Parleremo di lui con una vera e propria esperta che è davvero entrata nella sua mente, Albina Perri, direttore del settimanale Giallo. Benvenuta Albina, bentornata anzi. Ci sei? Ah, ecco, che ha scritto questo libro che ha appena pubblicato, Il diario segreto di una bomber. Proprio le memorie del serial killer più ricercato d'America, con prefazione di Roberta Abruzzone per Mursia. Ringrazio la mia regista qui, Sveva Donorio, giovanissima, bravissima, e vi ricordo i numeri per intervenire. Potete chiedere ad Albina qualsiasi cosa vogliate su Ted Kaczynski. 02 9294 722 o 340 670 9659. Allora, Albina, ci sei? Ci senti? Ti sentiamo? Ci senti? Mi sentite? Eccoci Albina. Allora Albina, ho letto, è stato molto difficile, devo dire la verità, scegliere un brano per introdurre questa mente incredibile, perché è proprio una mente incredibile, anche diversa da tanti serial killer di cui abbiamo parlato comunque in questo programma nel corso degli anni. Ci ho provato con questa qui, che penso sia una delle prime memorie, ecco. Volevo chiederti, anche se 1 ora non basterà a raccontare sicuramente la vita, di questo serial killer che poi è morto, ricordiamo, in prigione, suicida nel 2023, il 10 giugno 2023 a 81 anni. Ecco Albina, innanzitutto com'è nata l'idea di questo libro, cioè che ovviamente immagino sia nato perché sei venuta a in possesso di queste memorie e, chi era Ted Kaczynski? Domanda da $1.000.000. Guarda, io ho imparato a conoscerlo leggendo i suoi diari, alla fine mi sembra quasi di averlo conosciuto davvero. L'interesse mio è nato da una serie su Netflix, dove niente, raccontavano la sua storia, la sua vicenda, e in questa docuserie su Netflix a un certo punto parlavano di questo diario segreto che lui aveva scritto nella sua capanna mentre preparava le bombe, e si parlava di un diario cifrato. Io alla parola diario cifrato mi sono illuminata e ho detto no, lo voglio leggere tutto, perché in questo documentario su Netflix davano solo alcune frasi qua e là che già mi sembravano interessanti, e quindi l'ho cercato, semplicemente mi sono messa a cercarlo, e dopo aver fatto un po' di ricerche l'ho trovato e ho iniziato a leggerlo. Era tra le carte dell'FBI, perché tutti questi documenti sono stati donati a un'università americana. Sì. E quindi ho trovato tutti questi scritti, in gran parte scritti a mano, alcuni in codice, con un codice complicatissimo,
di numeri, parole, una parte in spagnolo addirittura, e poi c'erano lettere, c'era il suo memoriale, c'erano 2 sue autobiografie, insomma tanto materiale che scritto in gran parte da Ted. E quindi ho iniziato a leggerlo e ho pensato, ma questo è un libro. Certo, L'ha scritto direi. lui alla fine, l'ha scritto praticamente, io l'ho tradotto e ho Beh, aggiunto le parti sì, della hai storia aggiunto. per Sì. spiegare a che punto della vicenda eravamo, e ho raccontato tutta la parte delle indagini dell'FBI e come quindi piano piano l'hanno catturato. Le ho messe un po' in ordine cronologico, in modo che man mano che si legge il libro si capisce anche proprio tutta, sia la sua psicologia che quello che ha fatto in concreto, e che esito hanno avuto queste bombe che Ecco, ha ricordiamolo, sono 3 le vittime decedute e mi sembra 16 o 19 i feriti, giusto? Raccontaci un po', ecco, allora lui nasce in una famiglia con 2 figli, giusto? E Sì, è il primo. E sin da bambino, insomma, si capisce che c'è qualcosa di particolare in lui. Sì, all'inizio sembra qualcosa di geniale. È strano, perché strano è Un po' sempre stato asociale, no? strano. Asociale, preferiva stare nella sua cameretta, non aveva amici, tanto che il fratello più piccolo, che invece aveva un carattere tutto diverso, chiedeva alla mamma: ma come mai Ted non ha amici, non gioca con Tra nessuno? l'altro, scusa Albina, ti interrompo un attimo, per chi ha la Visual Radio si possono vedere delle immagini di lui da bambino con il fratello e poi della sua evoluzione anche, di lui da giovane, da ragazzo e poi di lui dopo, insomma, dopo l'arresto, Era al un bel momento bambino, non so se lo avete Sì, visto adesso nelle ma immagini, era un anche bel come bambino. ragazzo non era brutto. Poi Anche ragazzino, era bellino, aveva questi occhi azzurri, quindi non aveva dei grandi Sì, difetti fisici per cui sì. non dovesse riuscire a socializzare, insomma. Mm, Era un uomo fisicamente normale, normale, ecco. tranquillo. Però aveva questa mente particolare, già da piccolo era una mente eccelsa, per cui lui era un genio della matematica. Mm. Era talmente tanto genio che i genitori, pur preoccupati dalla sua incapacità di socializzare con i ragazzini, decidono di fargli fare questi concorsi per vedere se poteva saltare degli anni di scuola, Beh, certo. e è riuscito a saltare addirittura 2 anni, e a 16 anni è entrato ad Harvard. Dici Sì. poco. Infatti aveva un Quindi quoziente intellettivo molto alto, molto alto. molto sopra la media. Mh-mh. Riusciva a fare cose che noi umani non siamo neanche in grado di immaginare. Dopo aver studiato ad Harvard addirittura inizia a insegnare Lui nelle si varie. laurea con una tesi sulle funzioni. Vabbè, io di Allora, matematica si la laurea con matematica una per me tesi che comunque i suoi professori dicono forse 5 persone al mondo sono in ecco, grado di capirla, quindi benissimo. non noi, non siamo, almeno io non sono tra questi 5 sicuramente. E quindi, insomma, da questo punto di vista è assolutamente un genio, addirittura si pensa che possa essere il nuovo Einstein, quindi una figura veramente, un cervello veramente notevole da questo punto di vista. Oggi Però possiamo dire sprecato, però poi vedremo ecco esatto. perché. Questo cervellone però a un certo punto si scoccia di Certo. fare matematica, perché la matematica sì, a lui interessa, ma la vede un po' come un gioco, alla fine sono problemi da risolvere, no? Un po' come dei misteri da svelare, ma poi per lui resta un po' la settimana enigmistica la matematica. È interessato in altre cose. Una cosa che lo interessa tantissimo è la storia, ma non la storia, non so, medievale, eccetera. Lui è affascinatissimo dalla preistoria.
Mm. e dagli uomini che vivevano nelle grotte, Mm. dagli uomini che cacciavano nella foresta, Mm. e lui si sogna di poter vivere nella foresta in piccoli gruppi e fare il cacciatore. Sì. Diciamo che aveva un'anima un po' ambientalista, possiamo dirlo? Oggi lo chiameremmo ambientalista, Eh, un po' estremo, sì, molto estremo. un ambientalista veramente estremo, però sì, cioè lui aveva quest'anima green, Mhm. come forse diremmo oggi, molto molto forte. Ma allora, nessuno poi è un mondo a sé, no? Certo. Comunque in quel periodo in America c'erano queste tendenze, c'erano queste atmosfere, Sono gli c'era la anni New 70, Age. giusto? Un po'. Sì, esatto, Eh, esatto, questi figli dei fiori, sì. questo voler ricongiungersi con la natura, con il fare cose naturali, cose diciamo che riportassero l'uomo un po' al centro della natura, lontano da Mhm. tutte le sofisticazioni che poteva portare la società. Mm. E quindi anche lui proprio sogna, però il suo sogno è veramente forte, sogna di cacciare i mammut con la lancia. Questo è il suo ideale. Però E poi, sì, è partito così, ecco, è diciamo. partito così. È Eh, partito dalla lancia, ma poi è arrivato è ad partito altre dalla armi. lancia e a un certo punto ha pensato: ma perché non posso farlo? Certo. E così ha mollato tutto, ha mollato l'università dove aveva una carriera già segnata, una carriera brillantissima. A Ha Berkeley, lasciato, giusto? Insegnava addirittura? insegnava a Berkeley, e ha lasciato i suoi professori, tutti quelli che l'avevano insomma sostenuto fino a quel momento senza parole, non volevano che si licenziasse, ma lui non ha voluto sentire ragioni, si licenzia Mm. e va, dopo un periodo così in cui ha pensato cosa fare, compra un terreno in Montana Sì. e decide di andare a vivere lì, ma non in una casetta, in un posto, in un cottage, no, in No. un capanno che si costruisce con le sue mani, raccogliendo quindi la legna e mettendolo su asse dopo asse, un capanno che era senza luce, senza gas, senza elettricità, con una stufetta, e passerà in questo capanno praticamente 20 anni della sua vita. Finché lo catteranno. Volevo leggere un attimo questa cosa che poi ti faccio una domanda. Alzarsi all'alba, sentire i coyote che ululano lontano, il bosco sembra così incantevole nel grigio della prima luce. Lo spirito della foresta ama il silenzio sopra ogni cosa. Ma se non fosse una frase di Ted Kaczynski, potremmo dire che è una poesia, che è la frase di un animo sicuramente poetico, nobile, un romanziere, ma come si sposa questo con quello che poi decide di fare dopo? È pazzesco, ma queste due personalità convivono nello stesso cervello, nello stesso corpo, ed è la cosa che a me ha lasciato più impressionata del diario di Ted, perché Infatti. lui passa da Mh-mh. momenti di estrema cattiveria, Sì. estrema ma anche sincerità nella sua cattiveria, perché Sì, quando dice sta che sono arrivati i scrivendo. vicini che i vicini molesti, che, si sparano e lui non li sopporta, vabbè insomma Lui non poi sopporta nessuno, lui eh, vorrebbe uccidere tutti sì, fondamentalmente. infatti. E questa cosa la dice in maniera molto, molto esplicita, senza giri di parole, anche perché sta scrivendo un diario Mh, per se stesso, quindi sta lasciando delle memorie scritte, ma non sta pensando di comunicare con qualcuno, se non con se stesso, e quindi è molto, molto sincero. In questa sua sincerità però lui passa da appunto dire quanto vorrebbe uccidere tutti quanti, certo. come, in che modo e come anche rimane deluso quando non riesce a farlo, Mh-mh.
E poi ha dei momenti invece in cui, come nel brano che hai letto tu, Estremamente parla poetico. della natura, parla degli uccellini, parla dei fiorellini, parla dei conigli, parla delle bacche che raccoglie, addirittura ci dà delle ricette per cucinare Sì, sì. il pane in modo che venga più saporito, racconta che quali erbe trova, come le usa, e poi racconta tutti i suoi amori anche, quindi ha tutta Ecco. anche una parte molto sentimentale, perché alla fine lui si rendeva conto di avere questi problemi di socializzazione notevoli. Lui dice di essere uno storpio sociale, quindi non uno Sì. storpio fisico, nemmeno mentale secondo lui, perché lui non vuole assolutamente che lo si consideri pazzo, Certo. però uno storpio sociale, per cui non riesce in alcun modo a entrare in empatia, in comunicazione col resto del mondo. Per questo alla fine il mondo lo odia, perché vede che non riesce proprio a metterci in contatto, e la parte del mondo che lui vorrebbe conoscere meglio e che proprio niente, proprio Sì. rimbalza, non c'è modo, è il mondo femminile. Infatti. Ecco, quindi lui per tutta la vita in realtà sogna È una vero. donna che gli dà la capanna con lui, ma non la trova, troverà soltanto al massimo una che gli dà 2 baci. Sì, E sì. questo è il massimo del contatto fisico con una donna che riesce a avere in tutta la sua Il vita. resto sono contatti fisici con gli uomini, però questa parte, diciamo, la lasciamo al lettore, ecco, magari. Esatto. È molto interessante. Senti, quando l'FBI lo incastra, adesso poi torniamo indietro invece perché ci racconti proprio come arriva ad uccidere, chi sono poi le sue vittime. Quando l'FBI lo incastra e appunto lo trova in questo capanno, trovano questo romanzo di Joseph Conrad del 1907, L'agente segreto, in cui di fatto si racconta di un professore universitario che si era ritirato nel bosco e che poi insomma ha ucciso altri professori. Però lui, come arriva lui ad uccidere e come sceglie le sue vittime? Sì, come dicevamo prima, lui comunque vive in un mondo da cui trae spunti poi per la sua vita e per il suo modo di essere, perché era una persona che leggeva Beh, tantissimo, quindi non avendo neanche molto da fare nella capanna, a un certo beh, punto, a parte una volta che aveva finito di cacciare, di raccogliere le bacche, aveva tempo per leggere, leggeva, era un grandissimo intellettuale, leggeva tantissimo. Però lui cosa ci dice in questo diario? Ci dice che alla fine il suo bisogno di uccidere, sì, è perché odia la società, è perché odia la tecnologia, sì. ha paura che la tecnologia distruggerà la natura, quindi Beh, l'uomo, in quindi questo è profetico, e un po' ci ha preso, diciamo un po' ci ha che era preso, sì, un po' ci ha preso. abbastanza precursore dei tempi, però poi alla fine qual è la frase che lui dice in maniera più esplicita? Va bene, io ho tutta questa costruzione intellettuale per giustificare il fatto che voglio uccidere, ma in realtà io voglio uccidere per una questione personale. Sì. Perché mi stanno tutti sulle scatole, Certo, fondamentalmente. fondamentalmente. Non sopporto nessuno, non sono un sociopatico, non sopporto nessuno, quindi io voglio uccidere perché uccidere mi fa stare bene. Quindi È non ha un l'unico modo che target ho. di riferimento come altri serial killer, no, abbiamo parlato qui di Ted Bundy, di Manson, di Jack lo squartatore, e avevano bene o male un target che era sempre lo stesso, invece lui no, a caso. No, Non è proprio a caso. lui focalizza a modo suo chiaramente, per cui lui nella sua mente vorrebbe uccidere tutti, poi però focalizza e si concentra su professori universitari, Certo, da qui la suoi parte colleghi. 1 del suo nome, però non professori di lettere, di filosofia, di quelli non me ne fregava niente, Di scienze e perché tecnologia. li considerava materie anche di poco conto, ma ovviamente scientifici. Certo. Quindi quei professori che stavano in qualche modo contribuendo a rendere la società tecnologica. Quindi ce l'aveva con loro e poi ce l'aveva con gli aerei, Sì. Air, quindi alla parte della A sta per aereo. Quindi un A Bomb, bomber.
Quindi Perché? questo nome gliel'ha dato l'FBI, Sì. non se l'è dato lui si è sempre chiamato Ted, non ha mai pensato di essere una bomber. È il nome che, diciamo, gli dà l'FBI per un po' riassumere proprio quali erano i suoi target di riferimento. E perché gli aerei? Cioè, cosa c'entra? A parte che l'aereo è comunque un mezzo tecnologico, quindi vabbè. Inquina. Ma sì, però a questo punto poteva prendersela anche con chi produce le macchine, Certo. piuttosto che con chi... No, il suo problema era che nella casetta del Montana che lui si era costruito, probabilmente c'era un aeroporto militare vicino. E per cui sulla testa gli passavano i jet e facevano un rumore che per lui era insopportabile. Quindi un rumore che per tutto il resto del mondo è sì, magari fastidioso, ma dopo un po' ci si abitua, un po' al limite ti trasferisci se proprio non lo sopporti. Lui questa cosa dei jet proprio non la tollerava, e la sua risposta per sopportare questa rabbia che gli si accumulava dentro era quella di vendicarsi, di mandare bombe sia a persone che si occupavano in qualche modo di aereolinee, sia proprio far andare, spedire una bomba che andasse su un aereo. Doveva esplodere in volo facendo una strage. Per pura fortuna la bomba è esplosa, ma ha solo sbruciacchiato un po' di posta e con un atterraggio di emergenza se la sono cavati. Diciamo che gli esperti ai tempi hanno detto che se l'aereo non fosse atterrato immediatamente, avesse girato in cielo altri 10 minuti, sarebbe esploso. Senti, raccontaci, quindi lui sceglie questo modo di uccidere curioso, che finora, almeno fino ad allora, nessuno aveva utilizzato, cioè di mandare bombe così. Perché lo fa? Perché sceglie questo modo e non lo so, dei disastri di massa di altro tipo, oppure uccidere in un'altra maniera, andare lì vicino all'aeroporto con un bel fucile e farli fuori tutti, no? Perché? Lui ci pensa anche di andare nel bosco, di uscire dal bosco e poi sterminare tutti quelli che incontra col fucile. Come fanno spesso, no? In America come poi succede. Spesso. Aveva paura di essere preso, perché lui ha sempre questa paura della punizione nella sua vita, e quindi aveva anche progettato di fare qualche strage di massa e poi di suicidarsi in modo da non dover finire in prigione. Però poi secondo me sceglie invece le bombe per due ordini di motivi. Uno psicologico, perché tu le bombe le spedisci, non ti sporchi le mani direttamente. Esatto, non ti sporchi le mani. Quindi lui, che era molto intellettuale, probabilmente non avrebbe usato mani, coltelli, sangue. Certo, lo provocava, ma non lo voleva vedere, non voleva essere così il artefice diretto. La bomba è qualcosa di molto intellettuale, perché lui se la costruisce, quindi non compra, diciamo, non trova ordigni, non compra banalmente, che ne so, il tritolo in qualche posto e lo piazza. No, le sue bombe sono molto lavorate, ci mette veramente mesi a costruirne una, sono molto ingegnose, ogni bomba è diversa dall'altra, e quindi ci mette tutta anche la sua creatività in questa attività. E lui, quando era a scuola, tra le sue materie preferite c'era la chimica. Per cui già a scuola, già quando era liceale, già a scuola provava a fare dei mix esplosivi, e c'è anche un racconto che fa abbastanza divertente, perché un giorno ha fatto questo mix esplosivo che però lui ha dosato bene, e quindi ha fatto un piccolo botto. Un suo compagno di classe, preso dall'entusiasmo, l'ha voluto imitare. Lui gli ha detto: guarda, non stai mettendo troppa roba, guarda, ti puoi far male. Il compagnuccio invece
era preso dall'entusiasmo e ha deciso di fare tipo nei cartoni animati, Sì, 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 sì. si è carbonizzato Chissà la e felicità di niente, poi è stato Ted. sospeso e Ted è stato sgridato. Però è stato Anche molto se il felice. povero Ted in quell'occasione non c'entrava Non molto, c'entrava ecco. nulla. Però non dava il buon esempio. Ecco, sospendiamo per un minuto e poi torniamo con un sacco di domande che ho da farti. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Paddington, c'è una lettera per te dal Perù. Zia Lucy è scomparsa. Devo trovarla. Per salvare la sua famiglia, È partita per un qualche tipo di missione nella giungla. dovrà riscoprire il suo lato selvaggio. Ma l'Amazzonia è piuttosto enorme. Dobbiamo provare. Con la voce di Francesco Mandelli, Strada sbagliata! Paddington in Perù, dal 20 febbraio al cinema. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Dal regista di Perfetti Sconosciuti. Ti ha fatto strano l'invito a casa? No, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria. A te non piacerebbe spegnere il cervello? Follemente, un film di Paolo Genovese, dal 20 febbraio al cinema. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Il motivo per fare quello che sto per fare è semplicemente la vendetta personale. Non mi aspetto di compiere nulla per l'umanità attraverso l'omicidio. Certo, se il mio crimine e le ragioni per commetterlo avranno una qualche attenzione pubblica, ciò potrebbe aiutare a stimolare l'interesse verso la questione tecnologica e magari aiutare a fermarla. Secondo te questo, il manifesto che poi manderà ai giornali, eccetera, e questa sua dichiarazione è un alibi un po' o no? O ci credeva veramente? Un po' tutte e due le cose, cioè lui appunto dice io già che uccido mi do una motivazione anche diciamo superiore, per cui magari qualcun altro poi mi seguirà e deciderà di fare la stessa cosa e quindi diciamo che passa da essere un serial killer a essere anche un terrorista. Sì. Quindi una persona che uccide perché ha delle motivazioni ideologiche, non soltanto per trarre piacere dall'omicidio, però in lui queste due anime si fondevano, quindi lui era sia serial killer, col serial killer intendiamo uno che appunto una persona che gode nell'uccidere, trae piacere, quindi alla fine l'omicidio lo fa perché è qualcosa che lo fa star bene e lui questo aspetto ce l'ha molto forte. Dall'altra però è anche un terrorista perché dà a questa sua a queste sue azioni anche una connotazione ideologica, cioè ce l'ho con la tecnologia e mandando queste bombe voglio dire da terrorista che quindi uso la violenza per farvi puntare l'attenzione su un problema che è quello della natura e della tecnologia. Infatti, che ci distrugge. tanti articoli che ci sono insomma dell'epoca parlano di terrorista. Senti, lui opera in 18 anni in totale. L'FBI quando è che capisce che si trova davanti a un serial killer e come scatta poi l'indagine vera e propria? Guarda, lo capisce quasi subito, ma diciamo che l'FBI entra in gioco nel momento in cui lui manda la prima bomba sull'aereo, quella di cui parlavamo prima, perché in quel momento diventa un crimine federale, mentre le prime bombe che manda sono bombe locali, locali, per cui chiaramente c'è un'indagine ma non a livello federale.
nel momento in cui punta l'aereo, chiaramente si scatena l'inferno e l'FBI mette in piedi una task force di 150 persone che gli daranno la caccia, spendendo tantissimi soldi, impegnando veramente uomini, forze di ogni genere, perché il fatto che ti arrivasse una bomba, tra l'altro camuffata spesso dentro un libro, dentro una scatola di sigari, quindi non facilmente identificabile e via posta, comunque era qualcosa che terrorizzava un po' la nazione, senza un po'. Ecco, ma lui per andare a terrorizzava la nazione. spedirle non c'era Amazon, cioè come faceva? Andava all'ufficio postale più La vicino? sì, proprio la posta. Molto spesso invece le portava lui Ecco. fisicamente, anche perché una volta aveva costruito la bomba, ma era troppo grossa e non riusciva a infilarla nella cassetta della posta banalmente, oppure aveva paura di essere riconosciuto all'ufficio postale, Certo. quindi ha iniziato a portarle lui fisicamente e a Ma- lasciarle in luoghi strategici. Ecco, c'è anche una taglia su di lui di $1 milione, giusto? Assolutamente sì, Che a è quei cresciuta tempi. nel tempo, ma alla fine è arrivata a $1 milione ed era veramente la taglia più alta. Lui veramente è stato il famoso most wanted americano per tanti anni, perché gli hanno dato la caccia veramente in lungo e in largo. Un po' con lui è nato anche la figura del profiler dell'FBI, per cui c'erano i primi agenti che da quello che vedevano, da quel poco che avevano sotto mano, cercavano di immaginare quali caratteristiche, ma anche che età, che tipo fosse, quali studi avesse fatto questo serial killer che stava seminando il terrore. Proprio in quegli anni nasce la Ricordaci figura gli anni proprio della ricerca, quando iniziano a cercarlo. 70, 80 tutti. 70, 80 tutti. Tanto tempo. Cosa succede poi? Perché? Cioè, cosa lo frega? Uno così intelligente, diciamoci la verità, fa un piccolo errore. Dopo anni fa un piccolo errore. Gli viene in mente che vuole passare alla fase successiva. Ora qui non so se sia stato proprio un errore o se sotto era stanco e forse aveva anche voglia di essere in qualche modo fermato, no? Spesso c'è anche questo aspetto nella mentalità del serial killer, perché erano veramente anni che stava mandando bombe, stava diventando, non dico vecchio, però un uomo di mezza età che vive nel bosco, che inizia a avere i ghiacciacchi, il cuore e fa freddo, insomma, non era proprio una condizione in carcere di vita sarebbe stato meglio, insomma. Esatto, poi da solo, voleva una donna, non ce l'aveva, insomma, una situazione un po' così. Per cui decide, a un certo punto decide che vuole far sapere al mondo perché ha mandato le bombe e promette che se il mondo gli darà retta, ascolterà e se i giornali pubblicheranno questo famoso manifesto in cui spiegherà tutte le sue motivazioni, allora smetterà. Appenderà le bombe al chiodo, diciamo, smetterà di mandare bombe e basta, si darà a un'altra attività. E manda delle lettere ai giornali più importanti d'America chiedendo appunto la pubblicazione di questo manifesto. Lettere scritte a mano, giusto? Scusa? Scritte a mano? A macchina. Macchina. Lui aveva anche una macchina da scrivere nel capanno. Quindi manda queste lettere, chiede la pubblicazione del manifesto, promette che nel manifesto comunque non ci saranno frasi violente, sarà una cosa molto pulita e che non farà impressione. Grande dibattito tra direttori di giornale e FBI sull'opportunità o meno di dare la voce, la parola a di pubblicarle. un serial killer. Esatto, anche perché
insomma, lui ha anche dato tutta una serie di suggerimenti editoriali su Certo. come pubblicare, quanto, in più puntate, in un supplemento, cioè era anche attento a questo aspetto editoriale, diciamo, e perché è colto un attimo dalla vanità, Certo dalla che ti voglia. fermo Albina un attimo, ma se arrivassero queste lettere a giallo, no? Noi di sicuro accetteremmo i consigli. I documenti vanno sempre pubblicati, non Sempre. si tengono nel cassetto, quindi Bravo. assolutamente sì, con tutte le conseguenze Sì, poi certo, ovvio. che ne deriva. Comunque sì, quindi l'FBI decide con i direttori dei giornali che è il caso, anche perché l'FBI un po' sente che può essere che in questo modo il serial killer faccia un errore. Ah sì, certo, per stanarlo, ecco. È un po' per sanarlo, perché in tante pagine, con tante parole, qualcosa magari appunto non riesce a tenere sotto controllo, e infatti E così è. infatti così è. Ma chi lo frega? Succede che questo manifesto diventa famosissimo, pubblicato su tutti i giornali più importanti d'America. La cognata di Ted, che tra l'altro non aveva mai visto Ted di persona perché Ted la odiava a prescindere, e si era sposata a suo fratello, e quindi a prescindere certo, suo fratello non l'ha mai voluta incontrare. Linda si chiamava. Questa Linda legge il manifesto e pensa subito che sia il contenuto sia il modo è molto simile a tutte le lettere che in quegli anni la famiglia di Ted ha ricevuto. Ecco, questo è importante perché lui continua a scrivere alla famiglia, cioè comunque continua a tenere un rapporto. Qui troveremo soprattutto col fratello, con cui è molto affezionato, e anche con la mamma. E in casa Kaczynski l'argomento Ted era un argomento di cui si parlava sempre, per cui anche con la mamma, per capire perché questo uomo era voluto andare a vivere nella casetta, non si faceva vivo, non voleva essere disturbato, eccetera. Quindi Linda, pur non conoscendolo, sapeva moltissimo della vita di Ted e leggeva le lettere, e ha riconosciuto lo stile, oltre che il contenuto. Ha riconosciuto dei modi di dire, delle espressioni, dei proverbi, degli errori grammaticali, ha capito che poteva essere lui. Ha chiamato una sua amica investigatrice privata, ha esposto i suoi dubbi, e anche l'investigatrice privata ha detto sì, perché non prenderlo in considerazione? E quindi poi hanno chiamato l'FBI, e l'FBI, che aveva mille segnalazioni, certo, in considerazione anche la loro, e hanno studiato, hanno trovato tra l'altro a casa della mamma di Ted, hanno trovato una brutta copia del manifesto scritta tipo 20 anni prima, certo. e che però era proprio un piccolo manifesto in nuce. E quindi hanno confrontato questi due testi, hanno confrontato le lettere, hanno fatto un'analisi linguistica che per la prima volta poi verrà usata come prova in un processo, e da questa analisi linguistica hanno anche l'FBI ha stabilito che sì, Ted Kaczynski era la persona che aveva mandato il manifesto, quindi erano la stessa persona. E quindi era. E quindi sono andati a prenderlo. Quali altre prove c'erano però? Hanno confrontato delle tracce biologiche sulle armi o no? Allora ancora. Non ha lasciato, era bravissimo, non ha lasciato nessun tipo di traccia. Quando hanno trovato delle tracce biologiche, perché molte bombe non sono esplose, quindi le hanno potute analizzare. Quando hanno trovato delle tracce, erano tracce lasciate apposta da Ted per confondere le acque, tipo un capello. L'FBI entusiasta per questo capello, e poi invece dopo un po' capiscono che era una presa in giro di Ted, era un capello preso da un bagno. Insomma, li aveva fatti su per 10 anni, per più di 10 anni. Quindi. Li ha anche un po' presi in giro a volte con questi piccoli scherzetti, quindi no, lui non aveva lasciato assolutamente nessuna traccia biologica di nessun genere.
nel momento in cui sono Sì. andati a prenderlo, Come ha forti reagito? del manifesto, si è fatto prendere Sì. perché non se l'aspettava Certo, e sotto il letto hanno trovato una bomba certo. bella fatta finita, Pronta pronta per essere spedita. esplodere. Poi dentro il capanno hanno Certo. trovato di tutto di più, lui aveva scritto anche un diario in cui raccontava tutte le sue gesta, quindi vabbè, non hanno Non è avuto stato più difficile. bisogno di altro, ecco, in quel momento che l'hanno preso e ha rischiato la sedia elettrica. Però, attenzione, lui è riuscito a scamparla quella. Perché? È Cosa ha riuscita a fatto? allora, il suo avvocato voleva fargliela scampare come va di moda adesso Con le perizie psichiatriche. con la perizia psichiatrica. Lui E rifiuta. forse, diciamo che nel caso di Ted Eh. magari poteva anche funzionare, ma Sì. lui si rifiuta di Sì. essere considerato pazzo. Sì. Si rifiuta categoricamente, perché nel momento in cui si fosse detto Certo. che era pazzo, tutto quello che lui aveva scritto, per lui era importante, Infatti. sarebbe stato buttato. Invece lui voleva essere comunque ricordato per Come quel un genio. manifesto, per essere uno studioso, per il fatto di aver voluto combattere la tecnologia. E quindi ha licenziato l'avvocato, Certo. che voleva fargli fare la perizia psichiatrica, l'ha licenziato e ha detto no, piuttosto muoio, Sì. mandatemi sulla sedia elettrica. Poi in realtà Sì. anche grazie, diciamo, all'interessamento del fratello, Sì. perché appunto abbiamo detto che la cognata l'ha mandato in galera, ma anche il fratello in qualche modo ha contribuito, certo. quindi il suo senso di colpa era ai massimi livelli. Il fratello aveva un po' ottenuto dall'FBI comunque la promessa che per Ted non ci sarebbe stata la sedia elettrica. Alla fine patteggiano, sì. E Ted ammette tutti i suoi reati e quindi prende, tra virgolette, solo l'ergastolo, che però in America è ergastolo. Non per esce cui non più. è mai più uscito No. di prigione. Senti, ha tentato 2 volte, cioè ha tentato una volta il suicidio e l'altra volta ci è riuscito. Perché secondo te? Però aveva ormai 81 anni e era malato. Sì, quindi si è ucciso Quindi per quello. sì, non ha voluto passare. Ma la prima volta invece perché? Non me lo Avrà sarei avuto un aspettato. momento, sì, di depressione, anche perché comunque lui in carcere in realtà stava bene. E una cosa che dice è che aveva proprio paura di abituarsi e di stare bene in carcere, perché tutto sommato era un luogo chiuso come il suo capanno, dove certo. vedeva pochissima gente, non usciva mai dalla sua cella, quindi era un po' la sua condizione di vita ideale. L'unica cosa che gli spiaceva tanto era non poter vedere la natura, i suoi alberi, certo, e le il sue coyote. il verde, i fiorellini, eccetera. Però come condizione di vita alla fine una cella era quello che poi si era scelto un po' per tutta la sua vita. Sì, lui era al matricola 04475-046. In prigione è stato anche un prolifico scrittore, addirittura scriveva delle recensioni e alcune cose venivano pubblicate. Ci fu anche tutta una polemica dopo su pubblicare o no quello che arrivava da Ted Kaczynski, però attenzione, non volle, cioè non volle tenere la corrispondenza con la sua famiglia, era arrabbiato. No. Era arrabbiato. Sì, lui appunto, suo fratello lo adorava, era forse l'unica persona al mondo per cui provava affetto. E gliel'ha scritto in tante lettere, tante lettere lo insultava pesantemente, perché comunque Ted era così, e aveva i momenti in cui lo insultava e i momenti in cui invece gli diceva cioè riusciva a dire ti voglio bene, quindi nei confronti del fratellino era veramente empatico, probabilmente solo per il fratellino. Quando lo hanno arrestato e gli hanno chiesto come avete fatto a prendermi, gli rispondono è stato tuo fratello. La sua prima risposta è stata non è possibile perché mio fratello mi vuole bene. Poi quando ha capito tra l'altro sembra così, che non volessero dirglielo, però poi ci fu una fuga di notizie in un giornale che pubblicò la notizia, insomma, di come era stato preso. E basta, suo fratello, che era l'unica persona di cui si fidava al mondo praticamente,
si è considerato tradito. Devo dire che anche il fratello ha avuto grandi difficoltà ad accettare, a prendere questa decisione, ma era ha importante. pensato che insomma avrebbe dovuto fermare il fratello perché avrebbe continuato a mandare bombe e uccidere persone, il fratello anche perché con la... stava diventando sempre più bravo a sì. fare bombe. Il fratello con la cognata si sono intascati la No, taglia oppure no? no, li hanno dati Infatti, alle vittime. all'associazione delle vittime. Tra l'altro il fratello è diventato molto molto amico di uno dei sopravvissuti di Ted, Sì. e questa cosa in qualche modo lo ha aiutato ad affrontare, A superare questa... sì, questo grande dissidio interiore tra il tradire il fratello e salvare il mondo, ecco, quindi altre persone. Avrei altre 200 domande, ma giustamente dovete leggere il libro, che è bellissimo, io l'ho letto tutto veramente d'un fiato. Senti, ma poi ho letto che si diceva che lui avesse fatto dei nomi di personaggi particolari a cui con cui aveva tenuto delle corrispondenze, ma che solamente nel 2049 si potranno conoscere. È vera questa cosa o una leggenda metropolitana? Diciamo che tutto quello che c'è nel diario e quindi nel mio libro in teoria si potrà conoscere nel 2049, perché scade il periodo in cui questa corrispondenza e tutta questa documentazione doveva rimanere in qualche modo segreta. In realtà no, le lettere sono ai familiari, sono ad alcune Cioè, non è che ha scritto al vittime. presidente degli Stati Uniti, non lo so, piuttosto che... No. Scriveva alle vittime delle Mamma mia. lettere, ha scritto delle lettere dopo averli colpiti, ha scritto fondamentalmente ai familiari. Però qui c'è tutto, vi assicuro. Ha scritto le lettere d'amore. Sì. Il materiale è questo. Senti, il rapporto col sesso era anche un po' disturbato. L'FBI che non dite all'FBI che c'è questo libro. No. Se sentite gli elicotteri. No. Senti, ma penso che non ci sia problema, visto che è morto ormai. Secondo te, tutte queste lettere, tutto quello che scrive, può essere in un certo senso uno strano insegnamento? O può servire a qualcosa? Allora, io penso che ci sia da imparare nella vita veramente da chiunque, da qualsiasi cosa, e quindi anche da Ted Kaczynski. Io personalmente qualcosina ho imparato. Dici. Ma a me ha molto colpito la parte in cui lui racconta come vive, come considera il bene e il male. Come ha superato l'idea che nella vita si debba fare solo del bene e per cui ha iniziato a fare del male. Lui, ma da piccolissimo diciamo, si rende conto che molte cose di quelle che fa o che desidera fare in realtà non sono sue idee, ma sono frutto della cultura, dell'insegnamento che ha avuto, del mondo che lo ha circondato, di quello che gli hanno insegnato la mamma e il papà. E lui diciamo che passa la vita cercando di liberarsi di questi condizionamenti. Delle convenzioni, dei condizionamenti, sì. Lui lo fa in maniera estrema, certo. E appunto arriva a dire che non vuole costrizioni mentali neanche su quello che è bene e quello che è male, quindi va bene, lui arriva a un livello veramente esagerato, però quest'idea che tante cose che noi facciamo che sì. le pensiamo perché in qualche modo ci sono state inculcate, poi se fossimo vissuti in un'altra epoca, in un altro posto, penseremmo cose diverse. Comunque ti fa un po' riflettere su quelli che sono le tue convinzioni, sulle tue sicurezze, sui tuoi non avere dubbi, e quindi ti fanno in qualche modo capire, almeno mi hanno fatto capire che in realtà spesso siamo superficiali o siamo vittime, insomma, in qualche modo di
Condizionamenti. pregiudizi o di pensieri che ci sono stati un po' messi in testa, sono un po' premasticati, no? Per cui anche un po' per pigrizia noi li prendiamo e poi li facciamo nostri. Però insomma, ecco, si può riflettere almeno su questa cosa, poi uno può arrivare a conclusioni diverse. A me ha dato così l'idea che si possa riflettere su qualcos'altro. Di sicuro lui dice che devi essere un leader e mai un follower. Nel libro voglio ricordare che c'è anche l'ultima parte, oltre alla prefazione di Roberta Abruzzone, ma anche la disamina della sua scrittura da parte di una grafologa forense che abbiamo qui conosciuto, peraltro Candida Livatino. È molto molto interessante. Senti, volevo farti due domandine. Allora, una su l'Una Bomber italiano, perché abbiamo avuto anche un Una Bomber italiano che non è ancora stato scoperto. Vabbè, non è proprio terribile come lui perché non ha ammazzato nessuno, però insomma Per un po' caso di danni li ha anche qua. fatti. Per caso non ha ammazzato nessuno, un po' di danni li ha fatti. Dicono che si possono riaprire le indagini, che si riaprono le indagini. Cosa possiamo dire? In realtà ci sono delle indagini che sono riaperte, al momento non si sa nulla di più. L'Una Bomber italiano viene chiamato così proprio in, tra virgolette, onore dell'Una Bomber vero, certo, che è quello americano. Come dicevamo, non ha ucciso nessuno per caso e sicuramente non è una persona che ha dietro delle motivazioni no, neanche vagamente ideologiche, quindi è proprio una persona che si diverte, un sadico, un che sadico comunque si è che fermato, si diverte perché è da un po'. Sì, si è fermato, non sappiamo per quale motivo, Eh, potrebbe essere morto, potrebbe essere stato arrestato per altri reati, certo, oppure semplicemente potrebbe non essersela sentita più, visto che le indagini poi in Italia a un certo punto sono state molto serrate. Anche qui certo, abbiamo creato una task sì, force sì. per occuparci di questo caso nel dettaglio, perché anche questo faceva molta paura, perché fa paura, poi tendeva a colpire i bambini lui, Sì, mi tendeva a ricordo. mettere le bombe negli ovetti Sì. Kinder, nelle bolle di sapone, E i dentifrici. Sì. sì, a colpire gente veramente qui a caso, Qui a caso, sì. però persone in tante bombe bambini, e quindi insomma ha creato Terrore. un discreto panico, ecco, Direi di sì, mi nel ricordo periodo in cui ha benissimo. agito. Mi ricordo quegli anni, sì. Benissimo, allora oltre a invitare a leggere questo libro bellissimo, ricordiamo un attimo che Albina Perri è direttore di Giallo, visto che siamo proprio in chiusura e domani esce Giallo, se ci vuoi dare qualche anticipazione sui Sì, temi che stavo guardando tratteremo. intorno per vedere se ho una copia di Giallo, ma chiaramente non ce l'ho. Cioè esce domani in edicola, qui andiamo ancora solo in edicola. Esatto, allora sì, la copertina domani sarà dedicata con grande cuore da parte di tutti noi alla piccola Diana Pifferi, che abbiamo voluto mettere grande da sola, senza la sua, chiamiamola mamma, assassina. Sì. E abbiamo voluto dedicare la copertina a Diana per ricentrare un attimo la discussione, perché si parla tantissimo di Alessia Pifferi, ricordo per chi non se lo ricordasse. No, abbiamo fatto la scorsa puntata su Alessia Pifferi, tra l'altro. Per cui c'è stata nel frattempo poi la decisione della Corte d'Appello di disporre una nuova perizia psichiatrica collegiale. Per Alessia Pifferi, la mamma di Diana, che l'ha lasciata 5 giorni a casa da sola quando aveva appena 18 mesi, senza acqua, senza cibo, ma poi anche da sola, con 30 gradi fuori. Ma io penso che 40 dentro. Neanche un cane riusciremmo a lasciare 5 giorni da solo, no? Quindi questo è una morte che fa veramente tanta impressione. E siccome si parla tanto in questi giorni di Alessia Pifferi, quindi della mamma che si vuole sposare, che è pazza, non è pazza, e da piccola era pazza, no, non era pazza, insomma l'attenzione è stata molto su di lei, abbiamo voluto riportare il fuoco dell'attenzione invece sulla bambina. Ricordare
che era una bambina vera, aveva 18 mesi, aveva i suoi dentini, il suo vestitino, E tutto il la diritto di vedrete vivere. in un prato di margherite, e con un sorriso aperto alla vita, fiducioso in questo mondo e nella persona che in teoria avrebbe dovuto volerle bene, e chiediamo giustizia per questa bambina. Giusto. Quindi il titolo sarà molto, molto secco e sarà proprio giustizia per Diana, perché questa bambina deve essere in qualche modo ricordata e deve avere la giustizia che non ha potuto avere in vita, almeno la giustizia, diciamo, quella che noi umani possiamo Terrena. dare. Certo. Poi per chi ci crede ci sarà quella divina, ma è un'altra cosa. Bene, grazie Albina, quindi vi invitiamo tutti ad andare in libreria e in edicola. Vabbè, insomma, per entrare prima di tutto nella mente di questo serial killer, vedete qui, Il diario segreto di una bomber, Albina Perri, Mursia Editore, e poi, insomma, continuate a seguirci. Riparleremo anche di Diana, anche qui. Grazie. Alla Grazie a prossima. te, grazie a tutti. Avete ascoltato Giallo